La sanità veneta precipita nella classifica del Ministero della Salute ed esce dalla lista delle regioni virtuose, ma è subito scontro. Il Veneto contesta la classifica realizzata con dati vecchi, mentre opposizione e sindacati, che da tempo contestano le politiche sanitarie di Palazzo Balbi, non si stupiscono. La documentazione del Ministero della Salute, che declassa il Veneto, è datata a metà novembre e fornisce alla Conferenza Stato-Regioni i dati con i calcoli dell'indicatore per la qualità e l'efficienza, sui quali vengono individuate le regioni virtuose. Prima è arrivata la Toscana, seguita da Marche, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia. La sanità veneta è rimasta fuori, livelli di assistenza, qualità ed efficienza troppo bassi, una classifica che ha immediatamente suscitato la reazione di Palazzo Balbi, che ha chiesto il rinvio del voto della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, richiesta accolta. Io credo che a volte bisognerebbe anche capire come fanno queste classifiche. Sappiamo benissimo che il Ministero della Salute e lo Stato italiano identificano la sanità veneta come benchmark e come riferimento di eccellenza nazionale, quindi si devono mettere d'accordo loro.